Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma come di consueto iniziamo dai titoli. Il prefetto Galeone dice che dimostrerà la sua innocenza davanti ai giudici il 7 gennaio e intanto le indagini vanno avanti. La polizia ha interrogato alcuni dipendenti in servizio nella prefettura. La Corte dei Conti bacchetta la Regione sulla sanità e indica la strada da seguire: sanare le criticità, 7 i punti indicati dalla magistratura contabile. Callipo annuncia la sua rivoluzione, Santelli esalta il concetto di squadra, Aiello punta sul cambiamento e Tansi immagina la regione come un'unica città. È in programma sabato prossimo a Catanzaro una manifestazione a sostegno del procuratore della distrettuale di Catanzaro Gratteri, organizzata da un comitato spontaneo. Iniziata oggi in Calabria la stagione dei saldi, molti acquirenti in cerca dell'affare, negozi di abbigliamento e scarpe presi d'assalto. Luca Petrone non è più il direttore generale del Cosenza Calcio, era stato nominato DG lo scorso 21 novembre. Il presidente Guarascio ha deciso nel pomeriggio di oggi di risolvere il rapporto di lavoro. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque interrogatorio di garanzia martedì prossimo 7 gennaio per il prefetto di Cosenza Paola Galeone. Intanto le indagini vanno avanti, sentiti dagli inquirenti anche alcuni dipendenti in servizio nel Palazzo di Governo. Il prefetto andrà dai giudici il 7 gennaio, il giorno dopo la Befana, a raccontare la sua verità. Ora, quali saranno gli argomenti che la Galeone tirerà fuori dal cilindro per ribaltare la tesi di colpevolezza già supportata dai riscontri oggettivi? Chi lo sa. Stando ai fatti emersi in questi giorni, sembrerebbe un'operazione difficile e forse disperata, ma evidentemente si è addetto che si difenderà dalle accuse, avrà le sue buone ragioni. Non ci resta che aspettare il colloquio con i magistrati. La vicenda, insomma, è tutt'altro che chiusa ed è giusto che sia così. C'è ancora molto da sapere e da capire, perché non è uno dei tanti fatti che affollano la cronaca locale quotidianamente. È molto di più, perché vede coinvolto un rappresentante del governo, una figura centrale di garanzia istituzionale in una comunità. Parliamo, tanto per intenderci, di un funzionario a cui spetta il compito di presiedere il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Va da sé che se l'impatto nell'opinione pubblica è stato devastante, quando il clamore sarà cessato e le indagini che giustamente proseguono avranno terminato il loro corso, forse ne sapremo molto di più, perché volendo essere sinceri fino in fondo, ci sono molti aspetti di questa dolorosa pagina che andranno chiariti. Per esempio, che cosa si sono detti la Galeone e l'imprenditrice in quel fatidico pomeriggio dove tutto ha avuto inizio? Al momento sappiamo solo poche cose. Ed ancora, quanto è durato il colloquio riservato? È possibile che non ci sia nulla di registrato? Alcuni elementi di questa storiaccia ci lasciano perplessi, come per esempio il messaggino che il prefetto invia all'imprenditrice, quel "faremo grandi cose". Domanda: un alto funzionario può essere così sprovveduto da non sapere che l'utilizzo della messaggistica attraverso gli strumenti della nuova comunicazione rimangono bloccati nella memoria dello smartphone? Potremmo continuare ancora, ma aspettiamo che sia la magistratura ad annodare i fili di questa matassa, che seppur nella sua semplicità mostra di essere molto più complessa di quanto possa sembrare. La Corte dei Conti bacchetta la Regione Calabria e indica le criticità che vanno sanate. La Corte dei Conti bacchetta la Regione Calabria, evidenzia cioè delle criticità sotto la lente della magistratura contabile il bilancio di previsione 2019-2021 dell'ente supremo calabrese. Difficoltà riguardano soprattutto la sanità, in particolare si contesta la mancata adozione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, la mancanza di chiarezza sulla integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del Servizio Sanitario Regionale e la mancata indicazione di uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, al quale è condizionale almeno il 30% della corresponsione dell'indennità di risultato, la mancata sottoscrizione di una parte dei contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili dagli operatori privati accreditati, infine la mancanza di chiarezza sulla ricognizione
liquidazione dei debiti verso i fornitori degli enti del Servizio Sanitario Regionale e della gestione diretta scaduti il 31 dicembre 2018. L'indicazione della Corte dei Conti è quella di interventi correttivi da parte della Regione, problemi da risolvere in fretta per un settore che soffre della conflittualità tra l'ufficio del commissario e la cittadella regionale. I suggerimenti della Corte dei Conti vanno nella direzione di rendere più forte quel fragile sistema sanitario calabrese da cui oggi tutti sono in fuga. La pagina politica, le iniziative dei 4 aspiranti governatori. La candidata del centrodestra Jole Santelli esalta il concetto di squadra. Una sala a Calipari a Palazzo Campanella Gremita raccoglie la candidata del centrodestra al governo della Calabria, Jole Santelli. La parlamentare di Forza Italia comincia proprio dalla città dello Stretto la sua campagna elettorale e lo fa accompagnata dai vertici del partito regionale e nazionale. A testimoniare la totale collaborazione il capogruppo di Forza Italia alla Camera Maria Stella Gelmini e altri parlamentari, oltre ai candidati al Consiglio regionale del Distretto Sud. Calabria non terra di emergenza, evidenzia la Santelli, ma terra normale e di diritti normali, e questo è uno dei passaggi chiave dell'intervento che conclude la giornata molto ricca per la candidata. Richiamata in tutti gli interventi la legalità, Jole Santelli spiega che essa non deve essere un programma ma un presupposto per un ottimo lavoro di governo. Poi sul Reggio annuncia l'idea di realizzare un grande centro euro-mediterraneo che diventi sede di accoglienza per le più grandi multinazionali del mondo. E non solo, un messaggio ai giovani: è giusto che conosciate il mondo, ma è giusto che abbiate anche la Calabria come prospettiva futura. Dico una cosa, che è una cosa importante, è vero che non c'è la doppia preferenza, nelle mie liste ci sono 26 donne, ci sono delle liste in cui la percentuale femminile è maggiore di quella maschile. Cerchiamo di farla però la doppia preferenza? Cerchiamo di farla, ma abbiamo donne talmente strutturate che ce la fanno anche da sole. Pippo Callipo, candidato del centro-sinistra, invece annuncia la sua rivoluzione. Cambiamento è parola troppo dolce, ecco perché parlo di rivoluzione. Pippo Callipo alla Mezzia Terme risponde alle 100 domande e a chi gli chiede cosa farà se dovesse diventare governatore, ecco cosa dice. Io non se, io sarò governatore, perché i calabresi questa è un'occasione per loro veramente di riscatto e di ricominciare e di rialzarsi. Ci rialzeremo solo con i calabresi, perché abbiamo tantissime professionalità in Calabria. Per la sanità cosa faremo? Innanzitutto troveremo un assessore che sia molto competente e calabrese sicuramente, poi faremo una task force ed esamineremo i problemi zona per zona. L'imprenditore candidato alla presidenza della regione, sostenuto da 3 liste, ha idee precise, rinuncerà all'indennità, priorità agricoltura e turismo. Noi abbiamo 2 pilastri in Calabria che sono agricoltura e turismo, poi tutto il resto viene collegato a questi, e queste 2 saranno le prime ad essere assegnate a 2 persone competenti, uno di agricoltura e uno di turismo. Al turismo poi c'è collegato l'ambiente, c'è collegato il mare sporco, c'è collegato tutto questo, e sono problemi. Noi ci porteremo il lettino lì e lavoreremo 24 ore al giorno, perché all'inizio bisogna dare subito un'impronta. Il candidato dei 5 Stelle Francesco Aiello punta sul cambiamento. Settimana intensa per il Movimento 5 Stelle, che ha presentato in tour per la regione i candidati che compongono le liste a sostegno del presidente Francesco Aiello. L'obiettivo è scalare posizioni puntando dritti alla cittadella, portando con sé il cambiamento e mettendo in campo tutte le energie positive per smuovere le coscienze. Tutte le persone sono persone assolutamente leali, competenti e affidabili, e questa è la prima sfida. La seconda sfida è di fare in questa campagna elettorale di 4 settimane effettivamente una lotta all'improvvisazione che è tipica di chi fa politica da molto tempo e usa linguaggi che sono ormai desueti, cioè in parole povere il politichese non sarà la nostra metodologia, il nostro metodo di narrare la nostra campagna elettorale, ma vorremmo alzare il livello della discussione anche facendo degli appelli, in particolare per quello che mi riguarda ai miei interlocutori, per parlare di problemi e di soluzioni credibili. La sfida
sfida di questa campagna elettorale è quella di consentire all'elettore il 26 di gennaio di andare a votare con la consapevolezza di aver capito qual è la scelta migliore, la proposta più credibile, e questa scelta, questa consapevolezza nasce quando si debbono mettere a confronto non soltanto frasi di retorica, di prosa politica che conosciamo da molto tempo, ma i programmi e soprattutto le soluzioni. E il candidato Carlo Tanzi immagina la regione come un'unica città. Ripensare la Calabria come un'unica grande città, dice Carlo Tanzi, candidato indipendente alla presidenza della regione, durante gli incontri che sta svolgendo in giro nelle varie province. Secondo l'ex capo della Protezione Civile regionale, bisogna ricostruire e valorizzare l'immenso tesoro che questa terra ha da offrire. Siamo la regione più bella d'Italia, è tra le più belle d'Europa, e abbiamo tante ricchezze che stanno in acqua e sott'acqua, tanti tesori che sono inesplorati sottoterra. E ho capito una cosa, perché quando ho fatto il direttore per 3 anni della Protezione Civile della Regione Calabria ho capito qual è la causa di questo degrado. È il fatto che la Regione Calabria è occupata da un manipolo di incapaci imbroglioni senza né arte né parte, che anziché valorizzare i nostri giovani capacissimi prima che vadano via dalla nostra terra per diventare i migliori in ogni parte del mondo, per eliminare questa concorrenza, allora preferiscono rimanere attaccate alle loro poltrone e con la loro incapacità tenere questa regione praticamente come una Ferrari in garage. A Catanzaro adesso per una manifestazione a sostegno del procuratore Gratteri, in programma sabato 18 gennaio l'iniziativa di un comitato spontaneo di cui fanno parte tra gli altri Pino Aprile, Albano Carrisi e Sebastiano Somma. Ci saranno anche Pino Aprile, Albano Carrisi e Sebastiano Somma, oltre ad esponenti dell'imprenditoria e della società civile a Catanzaro sabato 18 gennaio alle ore 11 in piazza Matteotti davanti al Palazzo della Procura della Repubblica per manifestare la vicinanza al procuratore capo Nicola Gratteri, ai magistrati e a tutte le forze dell'ordine. Una sorta di comitato spontaneo che intende rimarcare fiducia e sostegno a chi quotidianamente combatte con coraggio il malaffare e la criminalità che attanaglia la Calabria e i calabresi, lavorando fra mille difficoltà. È importante a questo punto, perché l'operazione sia veramente incisiva e importante, che l'opinione pubblica, che i cittadini, che la collettività scendono nelle piazze, occupano quegli spazi che noi abbiamo liberato questa notte. Credete in noi, è fondamentale, è importante, impegnatevi nel sociale, impegnatevi in politica, non lasciate che altri decidano il vostro destino, che tolgono il sorriso ai vostri figli e ai vostri nipoti. È in gioco qui la democrazia e la libertà di un territorio, purtroppo ai noi ultimo in tutte le classifiche possibili e immaginabili. Le parole del procuratore subito dopo la maxi operazione hanno scosso le coscienze ed è per questo che i cittadini vogliono scendere in piazza per proporsi come scudo etico e civico di questi rappresentanti delle istituzioni nel loro impegno a rischio della vita per liberare la Calabria dal male peggiore che la soffoca, la stritola e la sottomette ogni giorno di più. Il luogo scelto non a caso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, dove Gratteri e il suo team di magistrati lavorano, un luogo simbolo del tutto privo di connotazioni ideologiche e politiche, nessuno slogan, solo un senso di vicinanza, uniti solo da uno scopo: schierarsi al fianco delle istituzioni per non ripetere gli errori del passato nei confronti del pool antimafia di Palermo guidato da Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ha minacciato di morte brandendo un coltello da cucina la moglie e i figli, urlando contro di loro frasi sconnesse e intimidatorie. Un uomo di 54 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Corigliano Rossano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. I poliziotti, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 113 per una lite in famiglia, hanno trovato e bloccato l'uomo, che è stato sorpreso mentre urlava contro i congiunti, costretti ad asserragliarsi in una stanza dell'appartamento. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi.
Un incendio si è sviluppato la notte scorsa in un fienile in località Lago Acero nel comune di San Vito sullo Ionio. All'interno della struttura in legno c'erano 300 rotoballe e macchine ed attrezzature agricole che sono andate completamente distrutte. Per spegnere il rogo sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Solo dopo 8 ore di lavoro l'incendio è stato domato. Sono in corso gli accertamenti sull'origine dell'incendio e non è esclusa la matrice dolosa. Aveva addosso 26 dosi di cocaina e denaro contante ritenuto provento di attività di spaccio. Un 26enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Reggio Calabria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e sostanza stupefacente. Il giovane è stato trovato in possesso delle dosi di cocaina nascosta all'interno di una delle tasche del giubbino che indossava. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata agli esperti del RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso. Solo uno scherzo di cattivo gusto nei confronti di un collega individuato dai carabinieri di Vibo Valentia, l'autore del presunto messaggio intimidatorio nei confronti di Pippo Callipo, ritrovato nel suo resort. L'uomo è stato denunciato. 2 famiglie per un totale di 10 persone hanno occupato il Palazzo Alimena di proprietà del comune di Cosenza, lo rende noto il comitato Prendo Casa. I nuclei familiari vivevano in abitazioni fatiscenti, erano da anni in graduatoria per gli alloggi popolari. Al via oggi in Calabria la stagione dei saldi, presi d'assalto soprattutto ai negozi di abbigliamento. Epifania più saldi, un cocktail esplosivo che affolla il corso e allunga le file alle casse nei negozi. Sulle vetrine sono impresse le percentuali di sconto, si va dal 30 al 50%, ma qualcuno azzarda nuove formule, accattivanti sì, ma tutte da verificare. Se non avessimo telecamera e microfono forse qualche acquisto lo faremmo anche noi. Del resto il segreto dei saldi è muoversi subito e bene per trovare ciò che fa al caso proprio. Io ho preso qualcosina. Soddisfatta degli sconti? Ma abbastanza. In questo periodo diciamo è la scelta più giusta per poter approfittare di queste cose. Meglio il Black Friday o i saldi? Ho sempre preso nei saldi, non ho partecipato diciamo a questa giornata del venerdì, anche perché forse sono giornate i saldi dove uno non lavora, è libero e può dedicarsi più tempo. Più che i saldi io aspetto l'Epifania per fare gli acquisti, perché sono una tradizionalista, quindi faccio regali alla Befana, non a Natale. I consumatori calabresi dimostrano di saperci fare. Il vademecum è stato mandato giù a memoria, uno sguardo al cartellino che mostra il prezzo precedente, acquisti mirati e se necessario un giro esplorativo qualche giorno prima dell'apertura della campagna promozionale. Io mi lamento per il fatto che al supermercato non c'è più il prezzo della carta igienica al chilo. Io so tutto a memoria. Controllo tutto, conosco i prodotti e vado a colpo sicuro. Guardo anche i prezzi, certo. Scelgo in base ai gusti naturalmente, non solo ai prezzi. No, in genere guardo i negozi nei quali c'è il prezzo precedente, quindi faccio il confronto e vedo la percentuale di saldo, questo sicuramente. Quali beni acquista? Per i bambini giocattoli e qualcosa d'abbigliamento. Abbigliamento, calzature e giocattoli, i beni che abbiamo trovato nelle buste dello shopping. Le previsioni sono negative. Rispetto all'anno scorso, che la spesa media per famiglia si aggirava intorno alle 150, quest'anno sicuramente ci sarà una flessione che va dai 130 ai 140 euro a famiglia come media. Ma si sa, sono fatte per essere smentite. Luca Petrone non è più il direttore generale del Cosenza Calcio, era stato nominato DG lo scorso 21 novembre. Nel pomeriggio di oggi il presidente Guarascio ha deciso di risolvere il rapporto di lavoro. La notizia di oggi non è di calciomercato, meglio, le operazioni relative alla compravendita per il Cosenza sono ferme all'imminente passaggio dell'attaccante Litteri al Padova. Il grosso però dell'attenzione dei tifosi è concentrato sui movimenti societari. Veniamo al dunque, il presidente Guarascio ha deciso nel tardo pomeriggio di oggi di risolvere il rapporto di lavoro con Luca Petrone, il direttore generale assunto non più tardi di 2 mesi fa. Un'apparizione lampo del professionista nativo di Acri che, nelle intenzioni della vigilia,
Sicilia doveva essere l'elemento di qualità all'interno di una società troppo spesso in balia delle improvvisazioni. Il guaio però è che le aspettative non solo non sono state rispettate, quanto l'ingresso del direttore generale ha generato forti fibrillazioni all'interno dello staff tecnico, se è vero che sia il direttore sportivo Trinchera che il tecnico Braglia non hanno mai digerito questa nuova figura, a tal punto da costringere il presidente ad assumere la decisione di licenziare Petrone. Tutto questo avviene nel pieno del mercato invernale, nel quale una squadra come il Cosenza, che viaggia nei bassi fondi della classifica, avrebbe necessità di progettare in tranquillità il futuro, tenendo ben presente che sbagliare la campagna di rafforzamento equivarrebbe a compromettere il patrimonio della Serie B. Duole dirlo, ma continuare a farsi del male non porta da nessuna parte. Le scelte avventate, specie nel calcio, hanno sempre generato infauste prospettive. L'augurio che si fanno i tifosi è che adesso la società dimostri di aver fatto tesoro degli errori e proceda in direzione spedita verso l'acquisizione di elementi che per qualità possono dare una mano alla squadra, che ha urgente bisogno di fare risultati positivi alla ripresa del campionato. A Laurignano adesso per la magia del presepe vivente. Con l'Epifania si chiude il ciclo delle festività natalizie e dunque anche la consuetudine del presepe. A Laurignano infatti il 6 gennaio alle 18 presso il Santuario Madonna della Catena un gruppo di circa 60 persone di età compresa fra i 7 e i 70 anni indosseranno per un giorno i panni dei personaggi storici per far rivivere nel borgo il tradizionale presepe. Sostenuti dai padri passionisti, l'obiettivo è quello di ridare la speranza ai tanti cuori spesso scoraggiati attraverso opere concrete quale il presepe vivente, al quale hanno scelto di dare un nome, quello di L'Atteso. Si sono preparati in maniera minuziosa allestendo scenari particolari ed inoltre lungo il percorso verranno lette alcune brevi meditazioni tratte dalla recentissima lettera di Papa Francesco Admirabile Signum. Ma non mancheranno, anche per chi vorrà ammirare questo evento da vicino, le degustazioni di prodotti tipici che accompagneranno il pubblico sino all'arrivo dei Re Magi. E adesso le previsioni del tempo. Nel fine settimana torneranno a soffiare freddi venti di tramontana, ma le condizioni atmosferiche rimarranno abbastanza stabili. Domani in nottata e al mattino brevi piovaschi interesseranno il basso versante tirrenico, migliora poi in giornata. Altrove sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nuvolosi con possibili brevi precipitazioni sull'alto versante ionico. Temperature in deciso calo, specie nei valori massimi. Clima piuttosto freddo per via dei forti venti di tramontana. Passiamo a mari e venti. Domani i mari tenderanno a divenire molto mossi o agitati, con venti anche forti di tramontana. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.